Capitani d'industria in giacca e cravatta. Il gran galà dell'economia veneta va di scena alla Fiera di Vicenza. L'aristocrazia dell'impresa, della finanza e della politica si riunisce per l'assemblea di Confindustria, la prima, dopo il baratro della crisi, che può gioire per 2 trimestri consecutivi con gli indici economici con segno più, in particolare per l'export. Ma i sorrisi finiscono qui, per il resto ci sono le lacrime, a cominciare da quelle di commozione del presidente di Confindustria Vicenza, Giuseppe Zigliotto, che sul palco, intervistato da Nicola Porro, annuncia che non darà le dimissioni dal CDA della Banca Popolare, travolta dalla bufera giudiziaria. Un avviso di garanzia è un avviso di garanzia, io non mi fermo. La forza di sedere su questo palco mi ha dato proprio i miei colleghi, con la loro vicinanza e con la grande amicizia. Un lungo applauso, la platea degli imprenditori è con Giuseppe Zigliotto, che non si fa piegare da quella che definisce la sua settimana da incubo, ma è tutta l'economia veneta a seguire con particolare apprensione la vicenda della Banca Popolare di Vicenza. Adesso bisogna salvarla e cercare di mantenere il controllo sul territorio. Molto positivo il fatto che siamo riusciti a ottenere da Unicredit quella garanzia di 1,5 miliardi per l'aumento di capitale che ci chiedeva la BCE. Questo fa sì che i nostri investitori possano investire serenamente perché sanno che la banca avrà un futuro, e avrà un futuro importante, perché se una delle più grandi banche italiane crede nella Banca Popolare di Vicenza, dobbiamo crederci anche noi soci. Mi rassicura molto il fatto che l'intera giunta e il comitato direttivo di Confindustria Vicenza abbia dato piena solidarietà a Giuseppe Zigliotto, e questo sicuramente è molto confortante per me. Oggi Codacons fa partire l'azione risarcitoria sul caso della Banca Popolare di Vicenza. Dalla platea di Confindustria, politica e finanza si misurano sulla vision del futuro. Il governatore Luca Zaia indica la strada. Se si vogliono salvare le banche venete, devono scendere in campo gli imprenditori. Siamo pronti a fare la nostra parte, garantisce Roberto Zuccato. L'economia veneta non può rinunciare al ruolo fondamentale giocato dalle banche locali, più legate al territorio. Soprattutto in un momento come questo, con la ripresa a portata di mano. E sulla crescita, dal palco di Confindustria, arriva un segnale molto chiaro. Il governo ha fatto molto, ma non basta. Può fare anche di più.